portato così tante pezzi di stoffa che di indiana, grazie anche per tutta la documentazione che sicuramente è qualcosa che arricchisce anche il nostro convegno. Ora la parola la diamo al nostro vicepresidente che ci parlerà dell'utilizzo dell'indianina qui a Nucis e anche nei Sulcis. Prego. Allora, innanzitutto vi ringrazio per essere rimasti fino a quest'ora, perché so che è tardi per molti perché devono rientrare. Comunque io vi parlerò velocemente della nostra ricerca. Allora, questi abiti che vedete qua, per molti anche di Nucis non esistono perché non li conoscono, non conoscono l'uso della gonna di indianella, la riconoscono come gonna giornaliera. Infatti io ringrazio anche chi mi ha aiutato, perché io con questa ricerca sono andato in tutti i paesi del Sulcis. Non tocco l'inglesiente perché sono voluto rimanere nella nostra zona. Quindi ho parlato con i gruppi di San Giovanni, con i gruppi di Masainas, con i gruppi di Giba. Con molti gruppi sono riuscito a creare un contatto che magari mancava da tanto tempo. Invece dove non ho collaborato con i gruppi sono riuscito a parlare con le donne anziane e con molte persone che magari, sai, io andando in giro a Nucis dalle persone anziane mi dicevano tu scesi, tu ne sadali, vero? Sabina bividi a Sant'Alpiogo, quindi prendevo da Sant'Alpiogo e facevo delle ricerche. Comunque, quando la prima è zia Bonda che ci ha presentato un abito in cotone, che è questo che abbiamo qua. Allora, praticamente questa gonna era della madre di zia Bonda, l'ha usata per il matrimonio. Zia Bonda ci ha detto così, tu sei su vestire indiane da bude mamma, però zia Bonda cosa ha fatto? Ci ha raccontato la storia e questo ci serve per capire molte cose. Praticamente zia Bonda un giorno ha aperto l'armadio della madre e gli ha detto Dio mamma voglio gusto, tempo presimano, e giocate voglio gusto Matteo. E zia Bonda cosa ha fatto? Ha preso questa gonna e da una gonna di 9 teli ha fatto manteo e gipponi, cosa che prima da noi non esisteva, perché la gonna era una gonna di 9 teli per il matrimonio abbinata con gipponi, poteva essere in velluto, poteva essere in seta, ma doveva essere bello perché la gonna, il cotone, questo tipo di cotone era ritenuto importante. Da 70 centimetri, sì, bravo, lo volevo dire io, mi sono dimenticato. E poi un'altra cosa, quando siamo arrivati a parlare con zia Bonda e con tanti altri anziani che ci hanno presentato queste gonne, ci dicevano, questo su San Matteo di Indianella, molti di noi ci mettevamo a ridere perché io mia nonna l'ho conosciuta vestita così, gonna di Indianella, anche con la camicia quando non metteva sul gippone, quindi per me era un abito giornaliero. Però c'è da dire una cosa, l'abito giornaliero sappiamo quasi tutti quelli del mio gruppo adesso lo sanno che non poteva essere confezionato con 9 teli o 6 teli, ma al massimo era una gonna di 3 metri, chi se la poteva anche permettere. Quindi queste sono gonne che hanno un valore grandissimo, almeno per noi, perché questo è un abito da matrimonio così composto, tranne su Vaniccio, perché qua non ci siamo usati per fare giacche, i vestitini per bambine nel periodo di guerra e per porcare su anni, lo sappiamo, per fare un sopravvento a carreggiata con Ciuvanice Goloi qua non ci. E quindi cosa vi dico? Questo è un abito del 1867. Questo è l'abito che ha sposato, vi dico il nome perché ci sono i nipoti, si chiamava Eulalia Balocco e si è sposata nel 1887, lei era del 1867. Io ho conosciuto la figlia, Ciaveppina, che è morta 40 anni fa e aveva 94 anni. Questo è stato diviso, quindi cosa vuol dire? La gonna è andata a una nipote, su gipponi è andato un altro nipote, e anche quella è stata una ricerca perché siamo dovuti andare a recuperare nelle case le varie parti del costume. E poi cosa c'è? Il grembiule
questo grembiule in seta che vedete, ha anche delle paillette. Cosa hanno fatto? Siccome erano due sorelle, c'ha Luisa e c'ha Peppina, hanno tagliato il grembiule perché questo era un grembiulone che copriva tutta la parte davanti. Ne abbiamo uno qua. Questo era un grembiulone, non tanto grande, ma prima erano ancora più grandi, coprivano proprio tutta la parte davanti. Quindi cosa hanno fatto queste due sorelle? Hanno tagliato il grembiule e se ne sono fatte due uguali. Uno c'è la Vita Cadeddu, tutti la conoscete, e uno c'è la Rosa Serafini. Quindi andiamo a recuperare tutti questi pezzi ogni volta per mostrarli, per le nostre mostre e per tutto. Quindi la gonna di Indianella, questa lo stesso è una gonna da seconde nozze, che non è da prime nozze perché ha susciato la mattadrista e ci hanno detto che l'ha usato per il giorno del matrimonio, del secondo matrimonio. Con poi una cosa, adesso vi parlo dello scialle perché c'è un particolare, non ha fatto tempo a finirlo lo scialle, quindi se l'è dovuto mettere senza finire. Ha una parte che gli manca il colore però non ha fatto a tempo, quindi ha messo lo scialle senza finire. E poi ha su gipponi in lanesera, che noi chiamiamo lanesera, che anche quello è molto importante perché molti quando ci vedono con questi gipponi, la gonna o il grembiule dicono ma che devi andare tipo a gara, soprattutto quelli di Nucis che non conoscono molte cose, non le conoscono. Questo si dà in verità, questo di Nucis non tutta vestita di Aici, perché noi a Nucis, come diceva Antonio, avevamo il costume fino, zia Borda vestiva per le cerimonie e io l'ho conosciuta vestita in costume, però aveva i tipici costumi con le rose perché alla fine si conoscevano quelli, quindi lo mantenevo i gipponi tutto uguale, tutte ben vestite, e per Nucis e per molti paesi del Sulcis l'unico abbigliamento è quello. Quindi quando ci vedono in giro non è che tutti ci fanno i complimenti, molti ci fanno anche delle critiche, però per noi ci dà ancora maggiore stimolo per continuare ad andare avanti. Quindi vi dico che queste icone, questo è un abito che utilizzava, la padrona lo utilizzava la domenica per andare in chiesa, l'altro dietro. E una cosa particolare, sulla Verresera erano degli scialli. Cosa hanno fatto? Erano due sorelle, l'hanno tagliato, diviso e se ne sono... una sorella l'ha usato per Resera, l'altra lo usava per spolverare, oppure quando aveva mal di gola lo metteva e quindi l'hanno demolito. Quindi niente, ecco, la nostra ricerca è servita soprattutto a noi del gruppo, perché molti del gruppo tuttora sono ancora increduli che queste icone fossero usate per matrimoni e per occasioni molto importanti. Ripeto, noi adesso stiamo utilizzando molto l'indianina perché siamo riusciti a far capire alle nostre donne il valore che hanno queste stoffe. Poi, tanto lo sappiamo tutti, la seta non erano tutti che se lo potevano permettere. Qua quando ho iniziato, allora c'erano delle famiglie che hanno l'abito in seta perché erano famiglie benestanti e c'erano, però ricordiamoci che qua quando hanno iniziato a farsi l'abito in seta e poi lo volevano intero perché la moda dello spezzato era passata. Cosa facevano? Una gonna la facevano da 2,5 metri, su gipponi 1,20 metri, 4 metri di stoffa si facevano l'abito intero. Se adesso gli misuriamo le nostre ragazze, non stanno a nessuno. Poi queste coniline strette, prima erano piccolissime, magrissime, e quindi la decisione di cambiare, e da lì poi è cambiato l'uso del costume perché piano piano hanno cambiato tutte le cose. Quindi io ringrazio Ignazio perché tutto quello che ci ha detto è importantissimo. Io spero soprattutto che sia stato utile per le persone del mio gruppo, perché ci ha dato delle nozioni che molte persone non sanno neanche ancora cosa vuol dire indianetta. Molta gente mi diceva ma che è questa indianetta? Ita Boinai, quindi dovevi spiegare che erano stoffe, le chiamavano indianetta perché erano stoffe che venivano da fuori, venivano dall'India. Quindi molta gente diceva ma mamma, ancora ce lo dicono, ma mamma mia non viste la Ici. Questo su cercato di avere su vestiti. Noi con Sant'Adi, Narcao, con Sant'Adi eravamo lo stesso comune fino al 68, 57. Quindi voglio dire, ci dicono no, c'è l'amico di Sant'Adi che ci dicono no, ma il Sant'Adi è diverso dei Nucis. Sant'Adi non è diverso, ha lo stesso uso, l'abbigliamento era quello, come c'era Narcao, come c'erano tutti, però ognuno ha scelto di indossare un tipo di abbigliamento e basta.
pace. Noi vi voglio dire anche un'altra cosa, io ho fatto un tentativo con tutti i gruppi sulcitani, abbiamo creato questa sorta di gruppo, siamo su WhatsApp, ci siamo tutti, ci siamo riuniti perché? Per una cosa, perché ogni volta che si usciva ti chiamavano per le processioni, 100 euro, ok, tutti per 100 euro la processione. Quindi cosa abbiamo deciso? Noi no, noi eravamo di quelli che di partenza dicevamo di no, quindi rimanevamo fuori, esclusi da questa cosa. Ci siamo messi d'accordo, siamo tutti, ci incontriamo, chiacchieriamo, facciamo degli incontri ogni tanto e abbiamo deciso che sotto di quella cifra non va nessuno. Sia bello il costume, non sia bello, non ci interessa, ognuno è libero di indossare l'abito che vuole, noi cerchiamo di fare ricerca e di andare avanti, quindi speriamo e io dico lunga vita al nostro gruppo e a tutti. Grazie e a Trusani. Se potevi dire qualcosa dei veli. Dei veli? Del fazzoletto bianco? Questo è il fazzoletto della sposa di questa signora e vi posso dire pochissimo perché dei veli non me ne intendo tantissimo, però so che questo è un fazzoletto fatto a macchina, non è fatto a mano, in parte è fatto a macchina, quindi vi dico che mi hanno detto che ci hanno lavorato sia a macchina che a mano. Ignazio, cosa mi dici? È il vero del periodo? Allora, anche questo mito del vero ricamato a mano o a macchina, i primi tulle che arrivano in Sardegna sono tutti pizzi meccanici, quindi quando li vediamo confezionati tra virgolette a macchina non è che abbiano un valore inferiore. Subito dopo, vista l'alto costo di questi veli, perché essendo di importazione non era riservato a tutti. Il tulle invece era più accessibile, quindi hanno cercato poi di imitare il punto ricamandolo a mano. Però quando vogliamo datare un velo non dobbiamo guardare che è fatto a macchina, appunto se è fatto a macchina è il più antico, perché anche quelli appunto catenella tra virgolette sono i più antichi, quindi fatti a modi industriali. Ok, questo l'avevo già detto a molti dei gruppi perché ce ne sono molti che hanno questo fazzoletto che è fatto a macchina, non può essere fatto a mano. Qualcuno ha detto io ci provo, provate, ma non è facile. Quindi non lo so se volete fare altre domande su questo tipo di abbigliamento, se no grazie e a Trusani.